Raffaele Padrone, allora, UGL, sicurezza, polizia, ma può accadere anche questo, no? Beh, può accadere anche questo, l'abbiamo visto, io sono d'accordo col dottor Padulano perché conosco e stimo, è un'ottima persona, su quanto riguarda la sicurezza è molto attento. E purtroppo, sì, però purtroppo questi sono i tagli della sicurezza, no? Queste sono le leggi sulla sicurezza e quindi cioè, se dobbiamo ogni volta stare attenti e fare decreti che comportino tagli alla salute, alla sicurezza, alla scuola, noi in Italia non andremo molto avanti. A me spaventano questi ultimi decreti, passo oltre, ma mi collego sempre al discorso della sicurezza, direttore, telespettatori, sugli ultimi decreti emanati da questo esecutivo. Cioè, non sono più punibili reati che non comportano diciamo, l'arresto fino ai 5 anni o nel massimo di 5 anni. Quindi depenalizzati un sacco di reati che mettono in serio pericolo il nostro lavoro. Il lavoro delle forze dell'ordine è in pericolo. Perché dico questo? Perché se oggi uno è libero di rubare, viene fermato, viene identificato e viene rimesso in libertà, voi capite che persone che hanno già reati contro il patrimonio, contro il patrimonio del furto e il patrimonio delle cose e che ci entrano in casa, vengono presi, vengono rimessi in libertà, credo che questo sia veramente una vergogna oggi fare il poliziotto. Noi oggi siamo intervenuti perché possiamo andare a identificare delle persone. Una volta che abbiamo identificato queste persone, il magistrato, non è la colpa del magistrato, ma il magistrato applica le leggi emanate da questo governo sono queste e quindi diventa sempre più difficile fare il poliziotto. E una cosa che volevo dire, noi dobbiamo dirla perché è l'ultimo dell'anno, direttore, vede, lei parlava delle persone, in questi giorni non ci sono stati furti, non ci sono... Chiaro, la gente è nelle abitazioni. Perché nel Veneto Zaia ha chiesto l'intervento dell'esercito per i troppi furti. Questo è il punto. È una cosa molto grave e in questi giorni la gente è costretta a rimanere nelle case o per motivi così di festeggiamenti, direttore. Quindi siccome sono cambiati anche i malviventi, sono cambiate le loro tecniche, ecco qua che la gente... Io la ringrazio Raffaele Padrone per essere purtroppo 2 minuti ogni volta ci mangiano. Ma questo è pillole di saggezza. Guardi, sono contento che la gente per la strada dice ma cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Queste sono le leggi, queste sono le leggi. Padrone, ma auguri. Raffaele Padrone, cosa vuole in questo paesello, insomma, chiamato Italia? Siamo alla ridicolaggine. Qualcuno, mi pare, qualche settimana fa o qualche mese fa aveva dichiarato ai microfoni della TV di Stato e agli altri microfoni che l'operazione Mare Nostrum era terminata. Colpifero, le solite balle, perché Mare Nostrum ha continuato anche quest'oggi con 1300 clandestini che sono arrivati, poi ti fanno, non so, scendere la lacrimuccia dicendo che una donna ha partorito in nave, che c'è un cadavere. Ma sapete quante persone partoriscono in macchina e sono italiane perché non hanno un lavoro? Sapete quanta gente magari è senza il gas come a Udine perché non ha pagato la bolletta? Sapete quante persone stanno rischiando andando via in macchina ed è sempre un reato senza l'assicurazione perché non hanno i soldi da pagare? Allora dico, va bene, mi sta bene, no? Poi non trattare l'argomento Marò. Ieri è intervenuta l'India, dopo che in Italia avevano alzato un attimino la voce, no? È intervenuto il governo indiano e ha detto, signori miei, non agitatevi tanto. Io immagino l'indiano, no? Mezzo abbronzato, che dice, non agitatevi tanto, caro italiano, perché la magistratura è indipendente. E quindi dice lei, sì, direi, caro governo, però 3 anni per decidere quantomeno il reato di cui sono accusati i 2 Marò. No? Questo dimostra come l'Italia sia, diciamo così, considerata sia a livello europeo Mare Nostrum, sia a livello internazionale, vedi Marò, cioè zero.